Bentrovati cari amici e bentrovati con la terza pagina, l'Elzeviro della cultura di questa vostra prestigiosa emittente di informazione al territorio. Puntata questa dedicata al concerto che abbiamo portato a Col San Martino, nel cuore delle colline dichiarate solo pochi anni fa patrimonio dell'umanità UNESCO. E della bellezza di quei luoghi ne sono consapevole fin da quando sono nato, circa 15 lustri fa, e da un decennio a questa parte, nella volontà di portare la cultura alla gente e la gente alla cultura, la nostra radio certifica con i fatti la sua attività di informazione di interesse generale. Come ben si sa, ma è bene ricordarlo, alla cultura l'informazione da sempre riserva per importanza la terza pagina. E la nostra modesta realtà non produce la sua informazione culturale con i dischi a 33 giri in vinile, i nastri magnetici, ovvero più di recente con i CD. La produce con le proprie orchestre, filarmonica, da camera, con le manifestazioni di didattica musicale a scopo educativo che organizza per portare appunto la cultura alla gente e la gente alla cultura. Avendo a disposizione una grande chiesa, siamo andati in collina. Ma tutto questo non è sufficiente. Infatti, almeno altrettanto importante è il lavoro di una autentica elite di editori, coloro che ci aiutano a portare il nostro lavoro in tutta Italia. Fantastici, editori veri con la E maiuscola, e le loro TV hanno la T e le loro radio hanno la R maiuscola. Con umiltà e serietà si possono fare cose grandi, quando si hanno grandi personaggi a permettercelo. Il concerto di stasera è la prova pubblica della prima del concerto che poi abbiamo portato al Teatro Comunale di Treviso, uno dei 29 teatri di tradizione d'Italia. E permettetemi un saluto e un ringraziamento a Don Carlo Maccari, l'arciprete di Col San Martino, che non ci ha mai detto di no. E questa prova generale è del 15 novembre 2019. Programma favoloso, tutto dedicato a Piotr Ilyich Tchaikovsky. L'orchestra filarmonica dei solisti di Radio Veneto 1, diretta da un grande maestro, scuola Karajan, Vram Chivchan, di nazionalità armena ma naturalizzato in Bulgaria, eseguiranno Valzer dei fiori dalla suite opera 71 dello Schiaccianoci, il concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 35, solista il grandioso Paolo Tagliamento, e per finire il fantasmagorico Capriccio italiano opera 45. Questa è la cultura che abbiamo portato alla gente, per portare la gente alla cultura. Buon ascolto.
È stata una gran bella esperienza, un gran bel esperimento nell'avere portato la cultura alla gente e la gente alla cultura. Siamo andati in una immensa chiesa, abbiamo portato Piotr Ilyich Tchaikovsky, Valzer dei fiori dalla suite opera 71 A dello Schiaccianoci, il concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35, solista l'immenso Paolo Tagliamento, e un fantastico capriccio italiano opera 45. Ha diretto il maestro Bram Cifcan. Ci tiene a far sapere che è armeno, pur naturalizzato bulgaro. Grazie, è stata una magnifica serata. Speriamo che tutto si metta per il bene. Auspichiamo che si cominci a parlare sempre di più di pace, vogliamolo, e così potrebbe rischiare di essere. Auguriamocelo. Alla prossima.